Ital Project nasce agli inizi degli anni '80 dall'entusiasmo e dall'esperienza di 4 soci. E oggi tra le aziende leader dei produttori italiani di arredamento su misura per bar, ristoranti e attività gastronomiche e di vetrine refrigerate per gelati e pasticceria. Tutta la produzione di Ital Project avviene in Italia. Design, ricerca e qualità sono le parole chiave del successo dell'azienda, presente e apprezzata in tutto il mondo. Arredo su misura, vetrine refrigerate, arredo componibile sono i segmenti strategici dell'intera offerta Ital Project. La missione del brand Ital Project è fornire ai propri clienti prodotti e soluzioni di alto livello qualitativo dal punto di vista tecnico, del design e del rispetto per l'ambiente. Dottor Rossi, l'esperienza dell'Ital Project parte nel 1985 con gli arredamenti per i negozi e poi cosa accade? Noi siamo 4 soci, 2 dei miei soci sono architetti e quindi siamo partiti con la progettazione e quindi abbiamo iniziato a creare arredamenti facendoci fornire da artigiani. Poi abbiamo capito subito che dovevamo produrre noi perché gli artigiani non ci accontentavano. Abbiamo iniziato la produzione nel 1986 con 5-6 operai in tutto e da lì siamo cresciuti abbastanza velocemente come arredatori. Da lì abbiamo sentito la necessità di creare anche tecnologia, quindi creare tecnologia significa avere uno studio di progettazione per impianti frigoriferi con ingegneri del freddo, fare ricerca e da lì siamo andati avanti e dopo il 2000 abbiamo iniziato seriamente a produrre anche vetrine per la vendita del gelato e pasticceria. Oggi siamo tra le aziende leader nel mondo, esportiamo in quasi tutti i paesi del mondo, abbiamo una rete vendita importante, siamo anche fornitori ufficiali del gruppo Nestlé in alcuni paesi e siamo molto soddisfatti di questo. We Love Layout. Tutto questo percorso che inizia dal primo passo, dall'impostazione di un locale, dalla consulenza nel progettare, nel mettere i vari servizi, nell'ubicazione, la zona giusta in una città, eccetera, fino alla presentazione o alla proposta dei prodotti da vendere in questo locale. Quindi questo progetto si chiama We Love Layout. Io incontro Cristian Biancalana, direttore commerciale Italia della Ital Project. Che cosa avete strutturato all'interno di questo SIGEP 2014 per rendere esplicabile il layout? Abbiamo solo utilizzato i nostri partner, i nostri clienti per far sì che Layout sia una squadra speciale, un servizio integrato di più collaboratori per dare il massimo risultato al locale, oltre che semplicemente dare un arredamento a un cliente, cerchiamo di dargli la formazione, cerchiamo di dargli supporto, tecnologia, tutto quello che possa servire a rendere un locale estremamente funzionale e di successo soprattutto. Possiamo vedere alcuni esempi qui in fiera da noi, quindi abbiamo Attilio Servi, una nota pasticceria di Roma che dopo aver realizzato un concept personalizzato per lui siamo a presentarlo qui con noi in fiera con i suoi prodotti d'eccellenza. E Attilio Servi ha scelto Ital Project. Molto importante la scelta dell'arredamento, mette in risalto e quindi in bella vista quello che è il prodotto da un professionista e quindi può aiutare moltissimo nella vendita o viceversa può essere addirittura un handicap. Avere un bel vestito, un locale particolarmente accogliente invita una clientela tout court, la invita a venire presso da noi dove trovano appunto un'estetica accattivante e poi magari un prodotto che gli rimane nella memoria. Oppure vediamo Planet One. Planet One è una scuola internazionale, la prima direi a livello italiano sicuramente, che fa formazione. Per
per Ital Project nulla lasciato al caso e soprattutto la formazione non deve assolutamente essere tralasciata. Per questo mi trovo insieme a Marco Ranocchia che rappresenta Planet One. Cosa significa formare oggi i professionisti di questi settori? Immaginiamo un'autovettura, layout, e ha bisogno di un cruscotto di controllo, la formazione, cioè il modello, il criterio di fare impresa, quindi rendere redditizio un investimento che chiunque lo faccia ha bisogno di rientrare in termini economici e in un tempo ristretto dell'investimento fatto, altrimenti rischia l'impresa. Se dovessimo dire la percentuale di importanza all'interno di un rapporto sinergico di Planet One per Ital Project, diremmo in che percentuale? Allora, il 100% l'importanza formativa come il 100% l'importanza strutturale, cioè non c'è una percentuale che ha un valore, le due cose se non hanno identici valori, una delle due abbassa il valore totale. Emozione vivere un arredamento, un locale, un vero bar fatto da Ital Project con un campione, doppio campione del mondo che è Bruno Vanzen, che si sente molto a suo agio. Quanto è importante la passione e soprattutto l'ambiente per uno come te? La passione e la dedizione per questo lavoro, per uno come me che vive quotidianamente il bar e anche l'arredamento, quindi deve essere anche consono. Quindi oltre che a vivere con Ital Project un'avventura magnifica per quanto livello umano, perché questo fa parte anche dell'arredamento, perché l'arredamento siamo anche noi persone fisiche, no? Planet One insieme a Ital Project, leader del settore nel consulting per quanto riguarda l'arredamento del locale, quindi bisogna scegliere il meglio se si vuole fare il meglio. Per poi arrivare a un'altra situazione che è quella di Rational. Rational è una tecnologia sicuramente applicata a quello che è la cottura per poter far sì che i locali abbiano più funzioni possibili e realizzare più prodotti in minor tempo e dando la massima qualità. Io sono con Dario Lispi che presenta Rational. Rational è praticamente un centro di cottura in grado di dare ai clienti Ital Project un servizio a 360 gradi per quanto riguarda la ristorazione. Quindi la piccola gastronomia, il piccolo bar che vuole offrire gastronomia con un prodotto Rational è in grado di fornire un servizio completo di ristorazione in spazi molto ridotti e comunque un prodotto finale, lavorare una materia prima di qualità e rendere un prodotto finale eccellente che si differenzia dagli altri prodotti standard. Fino a un altro nostro partner che è la Norcineria Renzini, dove avete notato ci sono dei prodotti di altissima qualità. Anche con loro abbiamo studiato un concept food a livello internazionale, locale e internazionale. Sono con Lorenzo Parrini e abbiamo davanti a noi ricreata la Norcineria. Lorenzo, che cosa significa strutturare una professionalità così come l'avete fatto in questo tipo di negozio? Beh, l'efficienza di Ital Project, la nostra conoscenza e capacità di produrre prodotti di altissimo livello sicuramente sono un binomio, un matrimonio che è replicabile in Italia e nel mondo. Layout è una squadra speciale di varie persone che si mettono al servizio del nostro cliente, dagli architetti, progettisti, esecutivisti, a tutto quello che è la formazione, la consulenza da parte nostra e l'esperienza di Ital Project, che ormai è trentennale, messa al servizio della nostra clientela per riuscire a fare locali di successo.
noi vogliamo e cresceremo con i nostri partner. Come vedete i nostri clienti vengono in fiera con noi, quindi ci sposiamo in qualche maniera ai clienti perché siamo innamorati del nostro lavoro. Ital Project è in continuo sviluppo, in continua ricerca. Cerchiamo di crescere insieme ai nostri clienti proprio per far sì che il nostro prodotto sia sempre più vicino al nostro pubblico. Scegliete Ital Project perché? Perché state parlando con uomini veri. I loro banchi frigo sono tra i migliori. Perché non scegliere, ti domanderei io, Ital Project è un sogno che sta diventando realtà. www.italproject.it e lì troviamo tutto. Incontra un'azienda che ha una grandissima novità da proporre, è l'azienda di cui è titolare il signor Gino Poggi, con un packaging davvero innovativo e brevettato, inventore e titolare della Mopac, che però ha avuto un'idea particolarissima. Mopac è il brevetto nato dopo una idea avuta di un bisogno di una notte di un caffè. Da allora ho cominciato a sviluppare, investire del denaro e tanta tempo per riuscire a realizzare questa che è la mia idea. Il fatto di aver messo un tubicino in questo packaging, e nel tempo ho scoperto che è una cosa che piace tanto ai giovani, alle attività, perché è molto pratica. Signor Poggi, perché l'azienda dovrebbe scegliere Mopac per il proprio packaging alimentare? Dunque, partiamo dal tubicino, che è molto pratico per consumare, è ecologico perché non si rilasciano frammenti di carta nell'ambiente, e poi è molto pratica perché è molto tascabile, sta molto bene in borse, tasche, e la cosa è molto innovativa, piace tanto. E in più l'imballaggio è alimentare, certificato, e sarà il futuro. Questo imballaggio ha costi molto bassi, quindi è possibile dare la qualità di un buon prodotto con costi bassissimi. Lei ha avuto tra l'altro l'idea di creare un brand suo che si chiama Italbon. Cos'è Italbon e cosa distribuisce? Dunque, Italbon nasce per un bisogno di poter promuovere la mia idea, e in più sto tentando di lanciare una piccola linea di innovazione nel mercato dell'alimentazione, perché ho tante idee da poter sviluppare. Noi abbiamo una linea di marmellate per la prima colazione e per gli alberghi, per le università, per i bimbi che vanno a scuola. Poi abbiamo una linea di liquori distillati per gli stadi, e poi abbiamo una linea di caffè dove trasformiamo dal chicco tostato di caffè, lo stabilizziamo e lo confezioniamo sempre nello stesso packaging per chi guida, per chi lavora, che non ha tempo di andare al bar. www.mopac.biz. La prossima edizione ci sono delle nuove tappe del nostro progetto di sviluppo sull'estero di Gelato World Tour, quindi stiamo portando in gelato con un villaggio insieme a dei partner che sono Carpigiani, Mac3 e IF in giro per il mondo. Dopo la partenza da Roma e le prime due tappe a Valencia e a Melbourne, ci aspetta a metà febbraio Dubai, seguiranno poi Austin in Texas, Shanghai, Berlino, per poi fare la finale a settembre. Quindi insieme a queste tappe ci accompagneranno alla prossima edizione del 2015, sicuramente con uno sviluppo della sensibilità da parte del consumatore del prodotto gelato appunto in tutto il mondo.